numeri alla mano? Allora, i dati sono della comunità Papa Giovanni XXIII di Don Benzi, quindi sono dati che hanno una certa rilevanza e un certo perché. Ora, le ultime statistiche danno sulla strada, o quantomeno in senso generale nell'ambito della prostituzione in Italia, circa 120.000 donne che sono sfruttate con la prostituzione. Stiamo parlando quindi di numeri assolutamente molto importanti. Di questi il 65% è una prostituzione su strada, quindi quella di cui si stava parlando poc'anzi, e il 35% sono in appartamenti. Una delle cose che poche persone sanno è che la prostituzione in Italia non è illegale. Cioè la prostituzione in Italia è legale, ciò che è illegale è lo sfruttamento della prostituzione. Si diceva bene, la signora lo stava per l'appunto specificando, che gli spettacoli che ci sono oggi in molte strade, anche principali italiane, sono spettacoli assolutamente indecenti. Io parlo di zona. Ora, io abito a Venezia, c'è la strada, il terraglio che dà da Venezia a Treviso, che è una cosa indecente alla sera, ma peggio ancora è la strada dell'industria Marghera, dove è indecente dalla mattina, cioè dalla mattina alla sera è una cosa. Adesso non ne faccio una questione di ordine pubblico, ma ne faccio una questione di aspetto morale. Sotto l'aspetto morale è palese e ovvio che la prostituzione in sé per sé è da considerarsi un qualcosa di borderline, molto borderline. Si tratta dello sfruttamento delle donne, eccetera, eccetera. Ciò che ne consegue da questa situazione è tutto un aspetto legato alla illegalità che va dallo sfruttamento della persona con i magnaccia a molto peggio. Poi gira di tutto. C'è l'aspetto sanitario, chiaramente non si può immaginare che ciò che circola in questi contesti sia cristallino, tutt'altro, quindi ci sono tutta una serie di aspetti che bisogna andare a monitorare per capire di cosa stiamo parlando. Il motivo per il quale mi sono interessato di questo argomento è scaturito da una sera nella quale sono andato a cena con la mia famiglia in un locale sul Terraglio. Ero con i miei figli, la piccola ha 11 anni. Gli ha fatto la domanda. Mi ha fatto la domanda, cioè guarda là, è palese, ma cosa ci fanno là? E dagli tu la risposta. Io gli ho risposto, sono delle signorine che aspettano il marito che passerà a prendere a lavoro. Ci sta. E ovviamente mia figlia mi ha detto, a sta ora, ancora non è passato, allora proprio che marito hanno? Allora dopo un po' di tempo gli ho spiegato che esiste lo sfruttamento. Esatto. Allora, se la mettiamo sotto questo punto di vista, dobbiamo cercare di analizzare cosa succede nel resto d'Europa e scindere quello che è l'aspetto morale da quello che è l'aspetto pratico e razionale. Ora, oggi abbiamo in Germania, Austria e Grecia, anche se con sistemi completamente diversi, abbiamo che la cosiddetta prostituzione è resa legale dallo Stato, con tutta una serie di incipit particolari che vanno da quella che è l'assistenza sanitaria al controllo di quello che è il contesto generale della situazione. Ora, faccio un numero su tutti: Germania, 14 milioni e mezzo di euro è il valore della prostituzione in Germania. Non so se mi sono spiegato, sono numeri importantissimi. Allora, che cos'è che hanno radicalmente cambiato in ambito teutonico con questo tipo di legge? Innanzitutto c'è un controllo assoluto di quello che è la illegalità che girava attorno a questo problema. E già qua è un po' molto franco e tranquillo per tutti quelli che ne devono, che ci girano attorno, in modo particolare per le donne. In secondo luogo, la prostituzione in Germania non è uno sfruttamento, bensì è una libera professione dove le donne che lavorano in questo contesto lo fanno perché hanno deciso di farlo. Probabilmente sai, lo dico senza fare nomi, ora un anno fa circa io ho una rete di agenzie di viaggi e in modo estremamente provocatorio ho fatto un accordo commerciale che non ha portato nessun beneficio, così mettiamo subito i puntini sulle i, ma è stato semplicemente una provocazione. Ho fatto un accordo commerciale con la più grande spa per uomini in Austria. Spa per uomini? Spa per uomini. Allora, come funziona tecnicamente in Austria? E a sua figlia cosa ha detto, scusa Gino? No, ti dico la verità, ho voluto fare anche un discorso con mia moglie per... immagino. Ma dato che parlo con mia moglie in questo caso, con i miei figli più grandi ne ho parlato, con mia figlia piccola dubito che stia anche guardando a quest'ora, anzi si starà svegliando probabilmente per andare a scuola.
Ora, il concetto è stato puramente... Mi scusi, Agirmo, mi scusi, no, io lo sa, lei sa come la penso. Certo, assolutamente. Lei lo sa benissimo e quindi... Però faccio fatica a collegare il fatto che, e anche la mia è ovviamente una provocazione, Chiaro. che lei parli di libera professione e poi dica però mia figlia non lo dico, cioè, che c'è di male nel fare una libera professione, allora è lì il punto, Ti rispondo perché mi sono già posto il problema. sta proprio lì. Mi sono già posto il problema. Mia figlia ha 11 anni, in questo momento non ritengo che sia il momento Cioè, per lei non spiegarlo. vorrebbe che sua figlia Lungi da me. domani facesse parte di questa spa per soli Assolutamente, uomini, ma no? ti dirò di più. Io ho fatto un accordo senza neanche mai andare a vedere questa struttura. Giusto, aperta e chiusa la parentesi. Ora, comunque, veniamo nello specifico e capiamo come funziona tecnicamente in Austria questo tipo di impostazione. Allora, in realtà le spa sono delle vere e proprie centri benessere al pari di Abro e Montegrotto come qualità di strutture, eccetera, eccetera. All'interno delle strutture, lo so, sembra ridicolo e parlarne mi rendo perfettamente conto che è qualcosa di fuori dalle norme, però se non si entra nella logica di cercare di capire qual è il problema e come altri l'hanno risolto, difficilmente se ne va a capo. Allora, poi sotto l'aspetto morale si può essere d'accordo oppure no, non sto dicendo questo, io sto dicendo come in altri posti d'Europa, quindi non in Afghanistan, ok, hanno risolto un certo tipo di problema, ovvero sia hanno risolto tutto l'aspetto dell'illegalità che girava attorno, che non è soltanto la prostituzione, ma poi gira droga, riciclaggio, tutto quello che ne consegue, Certo. ok? E tutto quello che è l'aspetto fondamentale sanitario, perché potete immaginare tutti quanti, voi che state ascoltando a casa, che una prostituta da strada che è sfruttata, magari anzi sicuramente è vessata, picchiata, eccetera, eccetera, e potete immaginare che a livello sanitario rischia tantissimo lei e anche i suoi clienti. E le mogli dei clienti. E le mogli dei clienti, tutto ciò che ne consegue chiaramente. Allora, come hanno risolto il problema? Innanzitutto, primo, le ragazze che lavorano all'interno di queste spa hanno controlli settimanali. Io ho visto le immagini, ragazze meravigliose. Ti dirò di più, conosco molto bene il responsabile commerciale di questa struttura, il quale mi dice, mi devo fidare della sua parola. Che ovviamente è un uomo. Sì, certo. italiano. Allora, mi devo fidare della sua parola, mi dice che le ragazze, quella che arriva al lavoro con la macchina più piccola, l'ingegno italiano all'estero. esatto, quello che lavora con la macchina più piccola arriva là con un Mercedes di quelli belli tosti sostanzialmente. Il Mercedes di sicuro dà la felicità, no? No, è una scelta. Allora, poi se andiamo a considerare tanti altri aspetti, però preferisco evitare di parlare in questo momento, comunque diciamo che essendo una libera scelta ad alta redditività, cioè io non sto giudicando le ragazze, così come non giudico gli uomini, ok? In questo caso non giudico né gli uni né gli altri, io semplicemente analizzo l'aspetto prettamente sanitario, sì, sociale. Cioè lei dice, senza entrare nel merito, nella questione etica, morale, eccetera, eccetera, però questo... Esattamente. Poi il punto vero non è, cioè, come dire, essere favorevoli, non favorevoli, il punto vero, secondo me, è questo. Può uno Stato, come dire, rendersi complice? Questo è il vero tema, no? Non è questione se la Lucca è d'accordo, può uno Stato vendere le sigarette che fanno venire i tumori? Ma rendersi complice di quello che... Ti rispondo, può uno Stato vendere sigarette che fanno venire i tumori? Certamente. No, allora, siamo nell'ottica del... sì. Cosa sì, cosa no. Oggi noi siamo in Italia. In Italia c'è la Chiesa. Quindi, in modo particolare, per una visione cattolica di quello che lei dice che è per questo, perché c'è il Vaticano. Mettiamola così, dove la Chiesa ha meno influenza, quindi parliamo in paesi nordici, parliamo in paesi dove veramente c'è meno di questa influenza, l'aspetto sesso è visto in un modo completamente diverso che da noi. È un dato di fatto questo. Non è una questione di sesso, è una questione di sesso comprato.
Cioè, sì, ma fa sempre parte di quell'argomento, fa sempre parte di quell'argomento. Allora, io non entro nella moralità, io entro nell'aspetto pratico. voglio sentire anche gli altri ospiti, ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità.